Trieste invasa dai trattori, una trentina partiti in carovana alle prime ore dell'alba da Veneto e Friuli e posizionati davanti alla sede della regione, dopo aver attraversato strade statali e la costiera e aver provocato rallentamenti al traffico. Arriva anche nel capoluogo la protesta del comitato 9 dicembre, con una cinquantina di attivisti intenzionati a chiedere alla regione una presa di posizione sulla questione quote latte e denunciare, inoltre, la politica del governo italiano. Siamo quelli con i calli alle mani. Siamo scesi in strada ormai dall'8 dicembre perché andiamo contro questa classe politica, non solo, ma contro la politica tutta dello Stato italiano, che ormai non fa altro che distruggerci, lasciarci alla fame e istigarci al suicidio. In strada da 2 mesi con dei presidi tuttora attivi a Soave in Veneto, gli attivisti non intendono mollare la protesta e spiegano di voler alzare il tiro partendo proprio da Trieste. Chiedono quindi alla Presidente Serracchiani l'apertura di un tavolo. Chiediamo un tavolo di lavoro aperto per affrontare tutte le problematiche che stanno mettendo in croce l'economia reale di questo Paese, che va dall'agricoltura all'industria, all'artigianato e la classe operaia che sta perdendo il posto di lavoro. I responsabili del presidio sottolineano inoltre l'importanza di una spending review per far ripartire l'economia. Siamo completamente fermi, che ne dica qualcuno che la crisi è finita non è assolutamente vero. Anche ieri alcune persone perdono la fiducia e perdono i sogni e tentano il suicidio e in molti casi ci stanno anche riuscendo. Questo deve finire, vogliamo praticamente un cambio di rotta generalizzato di questo stato di cose. La politica deve intervenire immediatamente.